Ha attraversato la carreggiata ed è stato centrato in pieno da un furgone. La vittima dello scontro, un 84enne triestino, è stato sbalzato per diversi metri, rovinando malamente a terra e picchiando la testa sull'asfalto. Poteva essere una tragedia, ma fortunatamente, nonostante le ferite, l'ultra ottantenne è stato portato cosciente all'ospedale di Cattinara. Incidente questo pomeriggio alle 16 all'altezza del civico 70 in strada del Friuli. Il furgone stava uscendo da via dei Berlam per immettersi nella carreggiata in direzione centro città. Dopo aver controllato a destra e a sinistra che non passassero altri mezzi, il conducente del veicolo ha svoltato, ma proprio in quel momento l'84enne ha iniziato ad attraversare la strada. L'impatto con il furgone è stato inevitabile. L'anziano triestino è stato colpito a un fianco, finendo a terra in centro alla carreggiata. Gli automobilisti che sopraggiungevano si sono immediatamente accorti di quanto successo e hanno frenato la marcia. Insieme al conducente del furgone, alcuni cittadini hanno subito assistito l'anziano mentre chiamavano i soccorsi. La vittima dell'incidente era cosciente, ma non riusciva a muoversi, così il traffico per alcuni minuti è andato in tilt. Fortunatamente, in poco tempo sono arrivati sia gli agenti della polizia locale che l'ambulanza del 118. I medici hanno controllato le condizioni dell'anziano investito, applicandogli un primo medicamento alla testa, dato che l'uomo continuava a perdere sangue. Nel frattempo, gli operatori della polizia locale effettuavano i rilievi del sinistro e dirigevano il traffico con l'istituzione di un temporaneo senso unico alternato. L'84enne è stato stabilizzato sulla barella e caricato in ambulanza, poi la corsa all'ospedale di Cattinara. Al termine dei rilievi della polizia locale, il traffico ha ripreso a scorrere regolarmente.